Esattamente lì sotto il portone di casa stava urinando alle 4 di pomeriggio. Siamo in pieno centro storico a Treviso, nei pressi dei giardinetti comunali. La foto è stata scattata in pieno giorno da un residente di via Sant'Andrea. Qui non è la prima volta che la via viene utilizzata come una toilette. La stessa persona è stata vista defecare 2 portoni più in là alle 4 del pomeriggio con i bambini qua della parrocchia che giocavano. Non è che servono dei servizi pubblici, lì c'erano all'ingresso del parco, poi sono stati chiusi. Effettivamente l'unico bagno che c'era là è stato chiuso, da anni è chiuso, da anni è stato detto di riaprirlo, ma non è mai stato fatto, quindi scelgono l'albero di turno, il palazzo di turno. Non viene da vomitare. In questa zona capita di trovare gente che si droga o che si ubriaca. I controlli ci sono, ma sono solo in divisa e per i malintenzionati è facile evitare le loro visite. Residenti e commercianti sono esasperati. Ma siamo esasperati per i soliti motivi che sono famosi qui da anni. Ci sono delle persone poco raccomandabili che fanno i loro bisogni a cielo aperto, spazzano e consumano stupefacenti in pieno giorno, anche la mattina, primo pomeriggio, senza nessun problema. Queste persone qui non possono stare, ma non perché io sia razzista o abbia delle idee chissà che strane, ma semplicemente perché non va bene che persone così stiano a contatto con bambini, con normali cittadini e con turisti.